Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di Noi Sicilia. È un cameriere tunisino che lavora in un locale di Palermo il sospettato per l'assassino dell'algerino di 41 anni, ucciso con 3 colpi di pistola nella notte tra il 3 e il 4 novembre scorso in via Roma. A lui i carabinieri sono giunti grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato quasi 150.000 articoli tra giocattoli e ferramenta varia, privi dei requisiti minimi di sicurezza prescritti dal Codice del Consumo, per un valore complessivo di oltre 100.000 euro. Sempre più diportisti italiani dismettono la bandiera nazionale dalle loro imbarcazioni per immatricolarle nei registri navali di altri paesi con fiscalità agevolata. I controlli hanno consentito di far emergere capitali occultati al fisco italiano per un valore superiore ai 18 milioni di euro. Salvati 2 cagnolini caduti dentro un pozzo a Mineo, nonostante la considerevole altezza della caduta, sembra che i 2 cani non abbiano riportato ferite e sono stati riconsegnati al loro proprietario. La sconfitta maturata a Potenza è stata fatale per l'ormai ex tecnico del Catania Luca Tabbiani. Iniziano a circolare i nomi dei possibili successori, tra cui gli ex Lucarelli e Maran. Intanto, per la prossima partita in Coppa contro il Picerno, siederà l'allenatore della Primavera, Zeoli. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle 19:30.